Ok, ma adesso ci sente Francesco. Ciao Francesco, buonasera, abbiamo parlato da soli fino a mo'. Oh no, di nuovo il ghiaccio, Mi sei mancato, Che va bene, ho notato. ho notato. Vabbè. Come va la tua fucina, Francesco? Come va? Dici un po'. No, è solo una zona extra di qua. Allora, Ripsliaviec. Va bene. Spero voglia dire bene. sta imparando una nuova lingua, Francesco? No. Allora, situazione un attimo perpendicolare. Perpendicolare. Di là non possiamo andare, il gioco ci fa scendere fino a qui. Altre parti della prigione non le possiamo visitare. Sarebbe carino imparare il polacco, se non fosse una delle lingue più difficili. Sì, ci può sta. Vabbè, impara qualcosina un po' da autodidatta, tanto giusto qualcosina per spiziarti, come Pripyat. Dai. Anche io polacco, a quanto pare, parlo fluente polacco. Allora, di qua già ci eravamo andati. Neanche poliglotta siete. Bravi, bravi ragazzi. L'Italia è fiera di voi. Fondiamo un partito politico e facciamo eleggere Francesco come presidente del consiglio. Va bene, wow. Io ci sto. Bellissimo. Francesco, che ne pensi? Siamo Francesco al capo del governo, stiamo a posto, abbiamo risolto ogni singolo problema. Mi sembra una pessima idea. No, Francesco, ma con te andiamo sicuri. Non sappiamo dove, però di sicuro arriviamo da qualche parte. Lascia fare. Io ti voto, Francesco, con molto piacere. Allora, a sto punto posso tornare ad esplorare le zone dove ero prima. Eccoti qua. Allora, noi eravamo alle piattafonde, siamo stati presi, ok. Allora, devo solo ricordare un attimo il tutto. Serve una panchina e dobbiamo continuare a vedere di qua, perché poi noi ai campi ermi siamo stati. C'è da esplorare il restante della zona qua. Aspetta, noi eravamo a Via del Peccato e siamo stati sconfitti, quindi c'è tutta la zona ancora là da esplorare, ma non c'è. Posso uscire a terra uggiosa. Fermi tutti. Cuor Campana comunque era là vicino, va bene pure lì. Ecco, Francesco, da presidente del consiglio, qual è la prima cosa che attueresti per il bene di tutti? Allora, panchina. Prostituzione legalizzata. Ok. In che modo lo faresti? Tanto noi ce ne torniamo a terra uggiosa e vediamo un attimino. Prostituzione legalizzata, sono d'accordo. Sono usciti un bel po'. Oggi perché è morto Charlie Kill. È morto Charlie Kill? Ma Oggi che è cazzo morto. stai dicendo? Oggi è morto. È morto, così. Questo quando succede il casino pesante. Non succede il bordello. Wow, così. Questa non ci voleva. Porca la puttana. No, che godopoli, Francesco, che godopoli. Ma che stai dicendo, Francesco? Non fare lo sciocchino, dai.
porca la puttana. No, capisco il fattore, tra virgolette, politico, ci può stare non concordare, però porca troia, un guaglione 31 anni, sparato al collo perché l'America va a puttane, mi sembra un attimino eccessivo. Questo è l'effetto del lavaggio del cervello che sta Oh, capitando a troia. molti giovani al giorno d'oggi. Mi sembra un attimino eccessivo. C'è chi lo chiama woke, c'è chi lo chiama perseveranza eccessiva, chi lo chiama estremismo. È merda, pure e semplice. Persone così dovrebbero essere prese, buttate dentro, chiuse, addio. Non vedi più la luce del sole. Poi se il sistema funzionasse, penso che di questa persona sarà arrivata qualche segnalazione o c'era qualche segnale che poteva far prevedere questo. Però una persona che difende armi, deportazione, razzismo, non dico che se lo merita, ma non riuscirei tranquillo. È la prima parte dove non mi sto trovando, Francesco. Cioè, quindi tu andavi contro i discorsi che lui faceva? In parte posso essere anche d'accordo, devo essere onesto, pure non è che sono proprio No, favorevole sono a sempre tutto quello che punti, dice Trump. sempre punti di vista che fortunatamente noi riusciamo a vedere sotto una certa ottica, perché non c'è una soluzione, non c'è un solo punto di vista, ognuno di noi ha i propri punti di vista sulle cose, ma alla fine la verità su quello che andrebbe fatto resta soltanto uno. La verità sta nel mezzo, non c'è né a sinistra né a destra né sopra né sotto. No, qualsiasi discorso, no, Franci, non tutti, non tutti. Alcuni sono particolarmente forti. Alcune parti di alcuni discorsi mi ci trovavo tranquillamente, come per altri non mi ci trovavo senza problemi. Non è un problema. Comunque, però dire tutti i discorsi no, Francesco. Il 90% di problemi. No, Francesco. Assolutamente no. Poi interi non ne ho visti tantissimi. Può essere pure che come dici tu, Più che altro ultimamente stavo recuperando qualche piccola sequenza in giro su internet e quelle che ho visto non era assolutamente un 90%. Per quelli ci sono altri canali che ho scoperto lanciano ben più del 90% di certi messaggi. Se ti interessa oggi Sanculo. pure No, vai, non ti preoccupare, tanto qua devo capire dove andare adesso. Kojima c'è un direct a fine mese, sì. Se ti interessa è in direct anche su YouTube, quindi lo puoi vedere anche da YouTube tranquillamente. Magari ci vede qualcosa di OD, lascia fare. Nel battito in cui lo smerdavano al 100%, no, Francesco? Io alcuni ho visto dei tipi che gli hanno fatto delle domande che erano veramente degli idioti. Sì, non posso smerdato al 100%, no, Francesco? Questa non te la posso far passare. Poi dipende sempre dai punti di vista che abbiamo ognuno di noi, Però resta il punto chiave che possa piacere o non piacere quello che diceva e qual era il suo punto di vista, resta una persona di 31 anni che stava cercando a modo suo di impegnarsi nel confronto degli altri, è andato a parlare in un campus ed è stato sparato. È normale questo secondo te? Perché qualcuno la pensava in maniera diversa, così come la stiamo pensando io in un modo e tu in un altro. Ma non arriviamo a spararci contro o a fare qualcosa del genere. No, nel senso se si fanno domande dalle cerebrali sono quelle che... Vabbè, ovvio, tu giustamente per fare anche meglio propaganda, per far girare meglio l'algoritmo, inizi a postare robe dove... Sì, ma se non fai un po' di rage, se non fai un po' di rabbia, se non provochi le persone in un certo modo, non li fai certi numeri social. Non è normale, non posso essere rispettoso, lo puoi promuovere il razzismo. Su questa parte ti posso promuovere il razzismo, questa è una cosa un attimino da contestualizzare, perché le parti dove ho sentito parlare di varie etnie e cose varie non mi sembra affatto razzismo. Io sono pienamente d'accordo su una semplice cosa:
bisogna aiutare gli altri, anche persone provenienti da altre nazioni e quant'altro, ma c'è da mettere in chiaro una semplice cosa, Francesco. Chiunque viene si regolarizza, fa il proprio dovere, cerca come tutti noi di tirare a campare avanti. Chi trasgredisce la legge o commette reati, fuori. Non è crudeltà. Ci sono sempre più casi e ci sono sempre più testimonianze, basta vedere semplicemente in giro, Francesco. Non si è più, oddio, così suona razzista, ma il problema è per come si è impostato il tutto. Non siamo più liberi in casa nostra, in ogni nazione, in ogni situazione. No, France, Alte Salviniana, tutte queste cose qua sono ulteriori sciocchezze che distolgono un attimino la situazione dal punto principale. Lascia stare la politica, lascia stare. Ragioniamo sulle cose concrete. È morta una persona di 31 anni, sparata perché stava parlando. Questo è quello che è successo. Questo argomento è giustificato, ma nessuno ha il dono della parola perfetto, Francesco. Io non dico che sta persona in tutti i dialoghi, in tutte le discussioni risultava sempre vincente e quant'altro. Quello è impossibile. Se esistesse una persona così sarebbe il leader del mondo in questo momento. E non esiste sta persona. Quindi sono sciocchezze, non si può separare la politica da un uomo che la politica non la... No, Francesco, questo è il problema. Dobbiamo iniziare un attimino a ricordarci più che siamo esseri umani e non ammassi fatti di politica e altre 570.000 cose inutili che distolgono da quella che è la cosa principale. Perché quella cosa lì, come è successo a sta persona, se tu nel tuo futuro inizi a parlare e vai contro certe persone, non è manco detto che ti devi trovare un colpo in fronte o nel petto solo perché hai detto qualcosa di diverso rispetto agli altri. E questo viene sempre fatto da persone che portano la libertà di parola come arma principale. Quindi tu, per siglare la libertà di parola, tu spari. Ok, il ragionamento è corretto. Però ti dispiace in modo sarcastico perché è una cosa di tutti, Francesco, non è una cosa contro di te, sia chiaro. Ci si perde, ecco, tanto tempo in chiacchiere instronzate, in discorsi grossi utilizzando anche verbi e, come dire, che sta persona usava una tecnica alla Salvini, ma guarda, detto proprio tranquillamente, me ne passa cazzo di Salvini così come me ne passa per il cazzo di una parte del messaggio politico di sta persona. Ma siamo sempre esseri umani, porca la puttana troia, una persona è stata sparata, Francesco. Si dovrebbe pensare a impedire che certe cose non succedessero, a prescindere da quello che dice, a prescindere dalla persona che sei. Non sarcasmo, mi dice che molto... no, ma questo io avevo capito oggi. Questo è in base al tuo modo, assolutamente. Ma poi non è detto manco che uno ci debba rimanere per forza mai, dipende anche da come uno si rapporta con la vita, tra virgolette. Io ammetto, ci sto restando di merda, che era una figura che comunque in un certo modo si stava ponendo in modo diverso. Poi il messaggio può essere giusto o sbagliato, questo sta a ognuno di noi. Stava esprimendo comunque il suo punto di vista senza fare, danneggiando nessuno, almeno credo in quel momento. Mi sembra semplicemente eccessivo arrivare ormai a sparare la gente anche quando non puoi dire quello che pensi perché qualcuno ti spara. E in che cazzo di mondo viviamo, ragazzi? Avesse preso un ragazzo di colore, lo stava giustiziando o prendendo per il culo davanti a tutti, ti avrei detto che comunque non si spara, però ti avrei detto ok, cioè, se l'è cercata sotto un certo e noi fermiamoci qua no, nel senso di pensiamo più ai video virali dove per un panino alla cacca si suscita tutta l'indignazione popolare. Ma lui è il maestro del live. Lui è il maestro del live. Non pensiamo a quella ragazza che è stata assalita nel treno ed è stata uccisa in metro davanti a tutti. Così, se una persona ha deciso tu oggi devi morire. Ci deve essere un limite alle cose che si dicono. La gabola della libertà dei cittadini, tutti possono dire che potevano fare la libertà altrui e lui lo sta a fare. Io non ho approfondito tantissimo, devo essere onesto, quindi forse mi sono perso anche alcuni discorsi. No, Francesco, non ci deve essere un limite. Se tu sai parlare, ti sai esporre
e rispetti le idee altrui, tu hai tutto il diritto e tutto il dovere di parlare in base al contesto, al luogo dove ti trovi e a tanti altri fattori, di dire quello che cazzo ti pare e piace. Poi no, France, il limite non ci deve essere a quello che si dice. Il limite deve essere dato ad alcune persone per quello che dicono e i comportamenti che hanno. Non puoi mettere un limite. Libertà di parola è libertà di parlare, Francesco. Non puoi aspettarti di entrare in una chiesa e iniziare a parlare di come girare un film porno. Quello no. Quello è fuori contesto. Là non lo fai. Ma in altre situazioni, pure su argomenti del genere, perché non dire la propria? E poi manca la ciliegina sulla torta, mettiamola così. Quando poi uno parla o commette determinate azioni, se le assume le proprie responsabilità fino in fondo. Se io dico odio i cazzi nella mia opinione, va fermato. Allora, frasi del genere, France, queste sì, e quello non è un limite. Attenzione, perché di base non ti dovrebbe venire proprio lontanamente per il cervello di poter dire una cosa del genere in maniera pubblica dove tutti possono sentirti. Il problema è che per come è impostata la società adesso, tu più dici questo genere di cose non in maniera così diretta, ma facendolo capire o lanciando un certo tipo di messaggi pacifici dietro arcobaleni, quando in realtà fai tutt'altro, sono le persone e alcune tematiche che vanno bloccate più che altro per quello che stanno portando alle nuove generazioni. No, Francesco, io ti sto capendo. Fidati che ti sto capendo. E ti ripeto, un limite non ci deve essere. Proprio perché se sei una persona che sa comunicare, sa parlare e si assume le responsabilità di quello che dice, a te di dire certe frasi, così come stai usando tu nell'esempio, non ti viene proprio di dire. Ma non si può fare il cazzo di discorso degli estremi. Gli estremi sono da due parti diverse. Non è un discorso che si può fare. No, Francesco, non ci sono estremi. Non c'è... sinceramente, tutto quello che stai dicendo non c'è. Se tu sei conscio delle tue azioni, se tu sai quello che dici, quello che c'è da dire, ma soprattutto come non offendere gli altri, tu non devi porti i limiti di parlare. E questa è una cosa che può variare da persona a persona. Per me tutti possono parlare e devono dire la propria, ma chi dice frasi come quelle che stai dicendo tu, lì deve assumersi le proprie responsabilità in ogni modo possibile, così da dare l'esempio agli altri di non dire certe cose. Non stai capendo l'ossimoro che hai appena detto? No. Insomma, manco cos'è l'ossimoro, Francesco. Quindi, tu sai cos'è l'ossimoro? Ossimoro. Ossimoro? Penso una figura retorica, ma non mi ricordo come funziona. No, Francesco, basta con le figure retoriche, basta con i paroloni grossi. Veramente. No, questo cioè, ma non ho capito il punto. Stai dicendo due cose e Francesco, puoi farmi capire che mi sono ok, dici le cose contrastanti che sto dicendo. Io nel mezzo ho trovato una foto di Mike Tyson che prova a dare un morso a una. Questa è una cosa molto pericolosa. Molto bene. Francesco, smetti di ragionare tra discorsi e persone come un'unica entità e dividi le due cose. Le parole ognuno deve essere libero, ma sono le azioni che fai come persona e le responsabilità che ti prendi a non farti dire o a non farti fare certe cazzate. E purtroppo quando in giro ci sarà ancora chi continuerà a mostrare, a fare casino in un certo modo, dando la libertà ad altri di agire sempre peggio, poi succedono i casini, si piange un pochino, succede un pochino di casino, poi torna tutto normale come se niente fosse accaduto. Allora, voglio vedere se di qua riesco a fare qualcosa. Qui serve il doppio salto. Ah, aspetta, c'era la zona di là. Forse posso vedere di fare qualche altra cosa qua.
Quindi un altro paio di questi che mi servivano. Vieni qua. Vieni qua. Allora. Di qua c'è pure la panchina. Oh, non un'altra volta voi. Aspetta, qua ci lascio le penne. Vieni qua. Ok. Aspetta, Franceti, leggo subito. Fammi togliere solo sta zona da mezzo. Ok, allora. Arte e artista vanno separati. Chi non vuole essere separato dalla propria arte lo dice. Qua non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di un esponente politico che navigava verso il suprematismo come un folle. Francesco, vedi quante parole stai utilizzando? Sarà pure tutto giusto quello che dici? Però torniamo alla base, è stata sparata una persona. Non complichiamoci la cosa e i discorsi aggiungendo cose inutili. Anche perché i messaggi, proprio visto che c'è la politica in mezzo, ognuno ha la sua. Però va analizzata la cosa per quella che è successa, per quella che è stata e per quello che è accaduto, a prescindere dalle idee politiche o quello che voleva trasmettere o no questa persona. Ancora, io sto parlando tanto perché tu continui ad aggiungere. Io l'ho già detto, la mia idea spiace non troppo. Ok, e io quindi giustamente posso dire la mia o ecco c'è un volermi limitare? Cioè, il bello delle conversazioni e l'assumersi le responsabilità è proprio questo. Se uno parla deve essere anche in grado di accettare risposte che non gli piacciono. Proprio perché è bello parlare senza limiti, proprio per confrontarsi e capire un attimino le cose. Questi non li sopporto. Oh, fatemi curare un attimo, porca la miseria. Certo che poi questo non vuol dire che io non debba risponderti per le rime con testamenti. Infatti, Francesco, io la situazione te l'ho riassunta in 2 secondi. Voler aggiungere un certo tipo di dettagli che non sono importanti per la storia e tutto, li hai voluti mettere grazie per le informazioni, ma non servivano. La differenza tra discordanza di temi e diritti umani di base. Francesco, ha ancora troppi problemi. Questo è il punto. Non è una questione di discordanza di quello che uno dice o quello che uno fa. È morta una persona, sparata perché stava dicendo la sua. Quindi penso dovremmo tutti un pochettino più interessarci di questo aspetto qui. Poi che piaccia il messaggio politico oppure no, il mondo è bello perché è vario. Ok. Suca. Vedete qua in alto. Ok. Qui che cos'è? Posso continuare a salire verso l'alto? Allora, aspetta, Francesco, ti leggo subito. No, Francesco, allora mi dici a ridaglie, tu hai detto la tua. In una conversazione io posso dire la mia. No, se tu vuoi rispondere, rispondi. Se non vuoi rispondere, non rispondi. Però visto che c'è la libertà di parola e di espressione, penso sia pure normale che se tu dici qualcosa io debba rispondere. Ah, questa è la parte di sotto. Ok, ok, ok. Allora. Culo.
No. La panchina non l'ho presa. No. Aspetta, meglio di sopra. Ok, così si fa pure un attimino prima. Allora. Nel mezzo. Aspetta, no, ti leggo. Su. Allora, ti ho risposto, stai dicendo la stessa cosa da 15 minuti. Questo argomento circolare è morta una persona. Ferma sti cazzi perché... Ok, e quindi? No, parlavo di te. Ok, Francesco, ti ridò la stessa risposta, proprio perché capisco il tuo punto di vista e come, non dico voglia impormelo, ma farmi capire quella che secondo te è la mia falla psicologica in tutto il ragionamento. Ti continuo a ridire, si sprecano parole inutili, è morta una persona. Bisogna tornare un attimino più semplice e concentrarsi sulle cose serie. Ora tu devi morire. E invece mi ha ucciso di nuovo lui. Forgia fatti di dipinti. Forgia fatti dipinti. Forgia fai dipinti. Ma quindi non so solo equipaggiamenti da fare, c'è pure cose d'arredamento. Questo si può in questa forgia. Come la forgia di Francesco, secondo te poteva mai fare solo una cosa? Giustamente se li fa tutti. Ma funziona a livelli, Francesco? Ok, quindi hai dato la pittura alla tua forgia, mi sembra di capire. L'hai ridipinta. Che colore è la tua forgia? Cazzo di domande devo fare io? Verde, secondo me. Verde. Che colore è la tua forgia? Vieni qua. Vieni qua. Bravissimo. Oro, giustamente, la forgia. Oh, ci Per sta. attirare i clienti, ci sta. C'ha un nome la tua forgia, Francesco? C'ha un nome? Tipo Bruscol? Ok, di questi quanti me ne servono ancora? La frocia. Vabbè, grazie Francesco. Vabbè. Grazie veramente tante, come sempre. Madonna. Ho visto bene. Ah, una crasi tra la forgia e la gricia romana perché si mangia a volontà. Quindi ti è venuta come una cosa frocia. Scusa Ok. Francesco, perché non forcia? Cioè, se è forgia e gricia, perché deve diventare frocia? Diventerebbe forcia. Forse volevi intendere qualcos'altro, magari, Francesco. Ipotizzo. Potrebbe sembrare, Era troppo inglese, troppo fuori. Va bene, Francesco, facciamo che crederò a questa minchiata e ti dirò... Ci sta. Hai fatto un 17 su intrattenere. Bravo. Oh, tu ne avevi pure un bel po', ottimo. Allora, siamo andati qua. Vai calamita, vai calamita. Aglia. Ah, tra l'altro Francesco, l'hai vista la nuova mega evoluzione che hanno annunciato oggi? Ok, fatto. A me piace. Non so se l'hai vista. Allora, 312.
penso di essere uno dei pochi a cui piace. Faccio, io sto dalla tua parte, infatti. A me Penso piace. che l'anteprima che mi è uscita da un video di YouTube Ma oggi. perché ci sta. Cioè, come concetto, come design pure, è sensato che tu dici, ok, questa è una mega evoluzione. Ci sta. Ci sta. Non è esattamente un'evoluzione, è una mega. Ci sta. È figo, Malamarone. Ok, questo è buono. Se me lo dovessi giocare, prima o poi me lo prendo in squadrone. A posto, più seta. Allora, questa è andata bene. A questo punto c'è pure la quest da consegnare. Ma sta venendo giù di tutto comunque, eh. Vabbè, almeno domani siamo un pochino più freschi. Caramba. Che oggi dopo che ha piovuto non stavo fresco io. Anzi, perché facevo più caldo. No, di qua non ha piovuto proprio. Ah no? Zero proprio. No. Dai una mega Grimsnar. Okay, No, Francesco. Grimsnar c'ha già la Gigamax. Allora. Non può avere anche la mega. Indietro. Non è Charizard. La via del peccato. E sti cazzi, ho capito Francesco, ma tu devi ragionare come Game Freak, non come Francesco. Che pure io darei una mega Grimsnar che è finissimo, però la vedo un po' difficile, amico mio. È più probabile che ci sia Mega Charizard Z a questo punto, dato che Z Plus. Lo sì, c'è X, Ma a Y. sto punto. Charizard è l'unico Pokémon che ha 2 Mega. Come con Mewtwo, in realtà. Cioè, a questo punto hai fatto Pokémon Z, metti la Mega anche a Charizard e come fai Charizard Z. Allora. No, io devo andare proprio effettivamente lì sopra là con tutto il giro che abbiamo fatto ieri. Allora. Stabiliamo un attimino il tutto. Di là almeno ho preso un altro potenziamento, ma a sto punto mi conviene fare così. Aspetta. Al momento, Francesco, che ne pensi di tutte le Mega che hai visto fino a mo'? Quale sarebbe la tua top? Andiamo a consegnare. Almeno voglio andare a consegnare questa qua che abbiamo completato. Fammi curare perché sennò su Katzen. Per la cittadina è in basso di qua. Ci siamo anche con l'orario. Non sai mai che valorizzano quei 4. Io sono d'accordo, Francesco, con te. Però si è capito il pattern ormai. È molto improbabile che uno come Grimsnar possa avere una Mega dopo che ha avuto una una Dynamax. Io sono d'accordo, ti dico hai ragione. Però bisogna essere anche realisti. Aspetta. Ok. A quello della taverna, ok. Allora. Sì, a me non piacciono molto, ti dico la verità, il pesce sushi là, Francesco, non mi piace tantissimo. È bellino ma non mi fa impazzire. Victreebel, ti ricordi quello Victreebel, così com'è? Victreebel poteva evitare di assomigliare alla sacca scrotale di Zeb89. È capitato. Saluto sempre al nostro fratello. C'è tante forme disponibili, tanti modi in cui poterlo farlo mega evolvere. Sacca scrotale. Ti è venuto in mente quello? Vabbè. Ma Wishy-Washy invece potevi farlo fare veramente, poteva avere una qualunque forma. Cioè, potevano diventare pesci più complessi che si fondevano in una specie di pesce Gundam. Che cazzo ne so, una figata del genere. Però io capisco, per me hai ragione, però purtroppo non sarà così, amico mio. Però se ci pensi ci sarà Mega Starmie, che avrà le gambe lunghe probabilmente. È un salvagente, perché no? Ma lo sai come la penso? Se devi osare, a questo punto sputtanati proprio per bene. Non fa quei piccoli sputtanamenti, fanne uno bello grosso. 5 mega, 6 mega che hanno fatto vedere me ne piacciono più, però fai una bella puttanata grossa, divertente, ridiamo tutti. Ma facile il gioco bello. Vabbè, quello mo è un altro discorso. I Game Freak si meritano cazzotti nei tempi, sono d'accordo.
Anche perché a quanto pare chi faceva le mega nei vecchi giochi è morto. Mo' hanno preso il nipote che di base spaccia ketamina nel ghetto di Non Kyoto. penso che c'ha queste cose sul curriculum, Ne so, ho visto poi l'ultima non so volta se che c'è sono stato vere, il ma non turno, credo. l'altro ieri è stato per Corredo lavoro. per creazione, ok. Quindi, non so cosa sia successo, dico la verità, Francesco, però c'è stato sicuramente un calo, un brutto calo. Ok, gli strumenti fanno più male. Ok, buono a sapersi. Chiave semplice, c'era il prigioniero da liberare là. Allora, a sto punto possiamo fare così. Per andare dove dobbiamo andare, dobbiamo andare di qua. Il punto dove eravamo ieri, che alla fine noi ieri stavamo spegnendo e quello ci ha preso. Però noi abbiamo sbloccato la panchina nella zona intermedia, quindi noi ci rifacciamo di nuovo questa amorevole zona fatta ieri. Di qua. Sì, sì, certo. Andiamo di qua. Qui c'erano i cosi brutti e birichini. Però su quelli che avevano l'intestino mi sono dimenticato di segnarmi dove fossero quei due. Io posso dire che questi non li sopporto? Ok, la ringrazio. Tipo Francia, Aulucia ti piace? Mega Aulucia? A me piace molto. Vorrei Mysterio. Ah, è vero, abbiamo The Granats. Ok, fatto, non ne servono più. Ottimo. Beh, anche a me infatti Ottimo. Francia. Molto figo. Molto carino. E queste le dovevo consegnare. La via del peccato, No, che allora capita- forse mi esatto. ricordo pure dove sono. Lo facciamo Esattamente, così. cioè più di quello non poteva diventare, al massimo lo potevano fare un pochettino più alto, se volevano fare un altro cambiamento, facevi un pochettino, che ne so, una 20 centimetri più alto, che ne so, se era un uccello un po' più grossino, vestito da Re Mysterio, ci stava, ma cambiava poco. E tipo Dragonite, non so che gli è venuto quando hanno fatto Mega Dragonite. Ok, liberiamo lui qua. Ora lui ci insegnerà il Kung Fu. Ciao. Principe Verde. Vabbè, signor Principe. Vabbè, noi lo incontreremo oggi. Vabbè, signor Principe, noi l'abbiamo salvato. Poi facci lei. Allora, i due signorotti erano nella caverna qua. Quindi ora vediamo pure di portargli queste cose e ci completiamo un'altra quest. Magari c'è un bel premio al sapore di cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce, salato. Allora, aspetta, fammi vedere la mappa. Ok, sì, in alto qua. Puoi morire, puoi buttare il sangue per piacere? Devi pure spingere, È vero. E loro stavano più in alto ancora. Francesco, ma mo che giocheremo poi a rematch insieme, lo facciamo l'uragano Skylab, io e te, mentre Enzo fa Benzil. Allora, non mi fate stare sempre a me a porta, però... quello ruota. Ah, si ruota pure in automatico? Ruota in Oh, automatico, che bello. No, ti ho detto, l'ho provato 20 minuti. Su questo gioco è molto corretto, si ruota. Se giochi con persone che hanno a cuore anche la squadra della vittoria, dato che si vince in squadra a rematch, non da solo, questa cosa dovrebbe essere chiara a più persone. Si fa tutto, anzi è pure divertente in realtà stare in forma spesso, mi piace. Allora, prendi le viscere. Grazie Francesco, utilizzeremo tutte le nostre tecniche combinate. Ok, va bene. Tacce e strumento, un'arma appuntita che ho fabbricato io. Puntine.
Ah, così come ninja. Piccoli spilli fatti per essere sparsi sul terreno. Le punte accomunate perforeranno i nemici che oseranno passarci sopra. Se restano per più di un attacco... Non è male, c'è un cambio che fare Sì. Questo tipo in delle boss fight con nemici a terra è molto forte secondo me, così le lasci da terra. Ok, mi serve altro? Va bene ragazzi, buon appetito. Poi Francesco, se vuoi, dato che siamo in tre, possiamo anche fare il volo della Fenice. Eppure quello servono 3 giocatori, così lo sai fare il volo della Fenice. Cioè, ma io ho visto tiro, passaggio e poi non si è capito niente. Allora, praticamente ti spiego come si fa. Ok. Il volo della Fenice, dobbiamo mettere il pallone, deve stare fermo in un punto. Ok. Quindi calcola che quando noi facciamo volo della Fenice tutto si ferma. Ok. Palla sta ferma, tutti e tre corriamo a mo' di freccia, quindi uno in diagonale verso destra, uno verso sinistra e uno che va dritto. Arrivati al pallone ci dobbiamo perfettamente incrociare senza tozzarci tutti e tre. Si creerà un vortice di fiamme, la palla si solleverà in cielo, diventerà una enorme fenice di fuoco. Noi saltiamo nel cielo, nell'aria, sopra il pallone e lo scalciamo. Andata così. Crashata live? Crashata la live? Stavo spiegando anche il Sì, sì, perché è uscito qua come è andato lo stream. No. Però aspetta, mo dice che siamo di nuovo live. Manda messaggi? Fermo. Caletto di linea. Forse il maltempo oggi sì, col maltempo, già ma per forza. Allora, aspettiamo una conferma. Ok, no, va, tutto a posto, tutto a posto. Francesco, ci sei? Purtroppo c'è brutto maltempo. Mo' ha finito con la parte pesante e sta andando di nuovo calmo e tranquillo. Allora, lì in fondo. Minchia, mi hai preso da lassù. Tacci tu. Allora. Vieni qua. Vieni qua. Allora, il campanaro. Allora, qua è zona un attimino pericolosa, ma bracciale spinato. Terribile bracciale indossato da coloro che credono di non essere stati puniti a dovere. Ok, grazie mille, Francesco. Fa subire più danni, ma aumenta anche i danni inflitti dal lago. Questo è rischioso, però. Stiamo spiegando comunque, dopo che saltiamo in cielo e c'è la enorme fenice di fuoco, la calciamo con la pianta del piede tutti e tre insieme e poi atterriamo, nel mentre la palla si dirige in porto avvolta da fiamme e queste enorme uccellini. E segniamo 99.9%, perché il portiere muore automaticamente dopo che tu hai beccato la stampina. In Inazuma Eleven si faceva, mo non sono sicuro che in rematch funzioni, però secondo me... non so, vabbè, proviamo. Secondo me vediamo un attimo. Metti che funziona. Il piccolo quello della fenice. Non è male. Vabbè. Allora, dobbiamo andare a Acquafiele, che è vicino Casoria, se non mi sbaglio. Il principe già se n'è andato. Ok. Noi a sto punto possiamo anche andare un attimino a curarci qua. Ok. Allora, vaffanculo a tua sorella. Cambio.
Allora, dobbiamo salire su. Soreta. I due farabrutti. Vieni, vieni giù. Ah, posto. Grazie mille. Ecco, grazie anche a te. Allora, l'unica parte dove possiamo andare per poter continuare. Suca. Ok, qui non c'è più quello perché i due lì l'hanno fatto fuori. Allora, vediamo se riesco a recuperare. Ok. Acquafiele. E questa era zona di merda. Allora, questa è zona molto brutta. Però se me le butto addosso da solo le bombe, non credo. Ok, piano piano. Ok, e la melma è tolta. Sven. Attenzione. Oh merda. Appena finita di togliere. E la melma è tornata. Ok. Piano piano, con calma, tranquillità, con tutto l'amore del mondo. Inizierà a togliere lo giro su di lei. Ok. Mi dispiace per lui. Arrivederci. Ah! 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 Sì, vabbè, c'è qualche altra cosa. Una panchina. Non mi ricordo ieri sera quella parte di partita. La parte di piattaforma è stata bellissima. Sedia glabri primati. Quello è il glabro primate. Bonsoir sarai quello. sempre tu. Bonsoir quello. E Bonsoir quello. Chip Skylark. Pure lui. Mi piace Chip Skylark. Perché? È un grande. Ed è anche un primate. Ah, aspetta. Sali. Bravissimo. Ma esplode tutto qua dentro, figlia. No, ma ti ho detto, questa è zona di merda. È zona di guerra. Ecco qua. Piano piano. Qui non c'è niente. Fatto la combo quando non serviva, però va bene così. Allora. Non mi senti quello? Eppure sto vicino al microfono di Enzo. Mi sembra strano. Labbro primate. Facciamo delle prove. Suca, coglione, suca. Vediamo se ci passa. Magari il mix delle due. Salve. Tutto bene? Oh no, voi siete quelli di ieri. Fighting. Aspetta però. Il qua passammo ieri. Infatti sono usciti dietro. Che bastardo. Va bene, ce la possiamo fare. Addirittura bucare i timpani. Non sto anche relativamente. Ma una voce lontano. così soave, Gianmarco, dai. Voce soave, no. Però, cioè,
Abbassati il volume forse, brutto cazzone. Giusto per darti un'idea. Ok, e di qua siamo passati. Vediamo se riusciamo a tornare velocemente di là. Con pochi problemi, se possibile. No! Ecco, tu sei un problema. Vieni. Sì, certo. E penso che sono andati ad aprire, sarà mia zia che è tornata. Sì. Suave come un esame alla prostata. Ogni tanto si deve fare. Sappi quello che a un Ma è certo per sicurezza, punto, è obbligatorio quello. sì, a una certa dovrai farlo anche tu, mio caro quello, Verrà anche il tuo giorno, mio caro bell'uomo. Tu pensa solo una cosa in quei momenti, è per il tuo bene. Chiudi gli occhi 2 secondi, controllo, a posto. Allora, trappola 1. Quello non ti suggerisco il cambio, onestamente, perché ricordati che le donne a livello fisico hanno molte più rotture di cazzo di noi. Molte di più. Quindi attenzione. Diciamo che ognuno si tiene il proprio o se sceglie si assume le responsabilità e fa il percorso completo. Non ci sono problemi. Diventarlo, poi per me venga liberissimo, se ti rende felice fallo pure tranquillamente. Se lo fai solo per non fare l'esame della prostata sei un deficiente. Sì. Questo è il risultato. Sbaglio di nuovo pulsante. Però mo sta zona riusciamo a farla un attimo un pochino meglio. Suca. Anche perché poi lo devi comunque prendere in culo quello, e anche questo è vero, in un Cioè, modo o in un altro. È un esame per il tuo bene, lo fai bello tranquillo, Tanto, a posto, non senti niente. Faccio lo 2 secondi. E adesso sono quello che cambia a fare non ha senso questa cosa, quello se tanto lo fai lo stesso non capisco. A questo punto fatti l'esame. Percorso un po' contorto, il suo però ha una sua logica. Infatti io tra l'altro dovrei farlo. Vedi Gianmarco, dai l'esempio. Purtroppo al giorno d'oggi non si può stare mai tranquilli, quindi meglio ogni tanto farsi il segno della croce, come si dice. No. A posto. O se se ne metteva un altro là, niente, là devo prendere un po' di rincorsa. Ok. Allora. Ehi. Ciao. Ah, qui c'era lui che ti rubava i soldini. Vaffanculo. Quello se sei capace di farti bannare ogni volta dal bot non è che è colpa nostra, Cioè per noi aggiungiamo sempre nuove parole ma continua a farlo bloccare. Che bot del cazzo. Quello ti ricordo che sei l'unico che ha questi problemi col bot. Te lo voglio sempre ricordare. Va bene. Allora, dobbiamo andarcene assolutamente da qua. Che cazzo non è stato ribloccato da zio? Sto ridendo come bastardo. Aspetta, sblocchiamo il tutto. Ok. Snowball non è medico ma attento a non farci male, sì. Allora io qua sto andando in zone. Ah, Smigol. Ah, c'ha la risposta pure per una cosa del genere. Grande Wisebot.
fatto un bordello assurdo. Allora, deve essere una cosa veloce qua. Non banda, solo protegge il prezioso, sì. Quello mi dispiace, te l'ha detto. Se almeno sblocchiamo il checkpoint. No. Ehi. Ah, se ti interessa lo zio, esce la demo del gioco di Digimon là, non mi ricordo se lo sapevo. Ah, ok, buono, buono. Quando esce? Allora, Che lo volevo un attimino sia su provare. Steam che PS5 che Xbox oggi, 11 Ok. settembre. Ah, ma oggi è l'11 settembre. Oggi giorno della... Sì, No, sì. problema, le gemme stanno sopra. Oh, aspetta, Cazzo devo però, continuare il Signore degli aspetta. Anelli. Penso che non sono mai Allora, stato un grande appassionato, ti dico la verità, però se ti diverti. Ah, ragazzi, che è questa è una successo? notizia divertente. Sempre per farci riconoscere qui nella nostra bella città, allerta meteo arancione, scuole chiuse a Napoli. Siamo noi, siamo noi. Va bene, La scuola è iniziata da 3 giorni, tipo. ma chi ben comincia a metà dell'opera, Però, già no. Attenti agli aerei. bastava, tipo. Purtroppo quello né io né Enzo andiamo più a scuola. Tu però sì, Suka. Ah, ma è già cominciata. Boh, non lo so. In alcune zone Non so mi se sembra date di sì. alle superiori anche quando iniziava. Boh, forse è iniziata, non lo so. La scuola è già cominciata da voi, spiegare. Francesco, ma io e Enzo non andiamo più a scuola. La bruma. Enzo da un Io bel po' da di un bel tempo. po', sì. Dove sto andando? In realtà anche io, mi sono quasi 10 anni che non vado più a scuola già. Che sta succedendo? Non so. Siamo fuori. Ma quando cazzo è iniziata? Non lo so, quello penso 4 giorni fa, lunedì, credo. Oh cazzo, ma ogni volta la zona è diversa. Non cazzo posso dire. Se cadi giù però ritorni dall'inizio. No, un posto tutto randomico. Ma tu quello È scusa, hai casuale. fatto la Oh maturità no. quest'anno? Non mi ricordo. Sì, sì, certo, sì. No, no, ma assolutamente. No, ma guarda, abbracciami pure. Ma guarda, senza nessun tipo di problema. Scusa, quello allora da te quando inizia? Porca la Perdonami la puttana. scuola. Ho curiosità. Queste due zone nuove. Giustamente non me le fai vedere perché non c'ho la mappa. Ah, I 200 e venerdì. passa grani persi. Che inizio di settimana godurioso per gli alunni. Venerdì, poi sabato e domenica, arrivederci e grazie. Vabbè, dai, un inizio soft. Scusa madre. Allora, penso che devo trovare la mappa Perché di là. quello tu vai pure il sabato a scuola? Hai anche il sabato? Suca. Aglia. Io non sono mai andato un sabato a scuola alle No, superiori. mi sembra mai. neanche io. Perché tu avevi sempre 5 giorni a settimana, a volte capitava che diciamo si doveva fare la rotazione, chi non andava il giovedì, chi non il venerdì, alla fine Ah, noi siamo sbagliato. sabato fisso. No, dai, dai, dai. Allora. Fino a qua siamo riusciti a tornare. Mo. Non abbiamo potuto farla sta cosa per colpa dei pesani bastardi. In che senso, Francesco? Quanto bastardi? Contestualizza bene. Allora, trappola 1. Trappola 2. Ma inizia la zona di pulizia.
No, Ubisoft non c'entra niente quello. I No, paesani, lasciamo sta Ubisoft, sta bene i dove sta. paesani non volevano aspettare un altro ora per il primo per tornare a casa. Lo dico, questo qui c'entra con la scuola, Vaffanculo. perché non ho capito. Allora. Dai che non mi posso manco curare. Allora. Vediamo se per caso. Ma vaffanculo. Io ci provo. Vediamo un attimino. Oh no. Ah, che non avete voluto fare la settimana colpa. Ah, ok. Ok. Vabbè, niente, Francesco. Tanto ormai è finita la scuola per noi, quindi. Altri tempi. Allora, di là c'era la trappola. Suca. Ok, di qua è dove già vedemmo e non c'era niente. C'hai la mamma, la sorella, qualche fratello, qualche zio e qualche anche vicino di casa che non ti tratta un attimino per bene, Allora, vediamo un attimo. Dai, fammi passare che vado di fretta. Allora. Via del peccato e ci siamo. Di qua non potevamo fare altro. Già ci siamo andati. Allora, l'oggetto sopra l'abbiamo preso. Suca. Ok. Almeno fino a qua tutto a posto. Mo. Qui ancora tranquillo. E mo viene a zona di merda. Ok. No, vai di là. Ok. Ma questa è una farm di content. Oh. No, tu devi toglierti da là. Ma qua sta ricominciando a piovere o... Un mix, Ah, ok. È da oggi che ci stavamo chiamando la pioggia. Da Gianmarco già c'è stata stamattina. Quanti caschi ci sono in una banana? Però vedi, vanno d'accordo lui e il bot, capito? Pezzettino di stronzo. Però aspetta, già me lo posso togliere. Allora. Ok, noi massimo siamo arrivati qua prima. No,
almeno uno devo vedere di sconfiggerlo. Dai, esci fuori. No, sotto a me però. Ok, esci un attimo. Dici quello. Oh! Vedi? Non si può avere un principio di sconfiggere un nemico e poi farti poldare alla fine in questo modo qua. Non è possibile sta cosa. Allora, rifacciamo. Mi fate passare per piacere? Non mi fanno passare. Ok. Minchia quello che sta negli stream consigliati del canale. Chi? Dimmi il nome. Ma non c'ho la pagina sotto mano. Se è un consigliato è un consiglio che vi do. Tu se so consigliati vai a dare un'occhiata, non ti preoccupare. È un ragazzo che conosco, un amico che faceva live, ma non ricordo e non so se le sta facendo ancora. Però è una persona di fiducia e bella, tranquilla e divertente. Quindi se lo vedete in live fateci un salto, vedete se vi piace il suo stile e lo iniziate a seguire. Allora, mo qua iniziano i problemi. Non fa live, è delegato tutto allo store. Ah, vabbè. Ok, grazie mille per l'informazione allora. Gentilissimo come sempre. Poi non sappiamo se crederti oppure no alle cose che dici, però questo è un altro discorso. Serve solo un piccolo attacco ad un nemico. Non mi ha fatto recuperare l'energia, si è rubata tutta la seta. Adesso sta latitante, non so se sia diventato latitante. No, non penso, è che l'ho visto in giro, parlava tranquillamente, quindi non... C'è un buon rapporto con la legge, quindi non penso che possa essere un latitante. Poi ci sarebbe il quesito su come tu sappia tutte queste informazioni su un mio amico. Questo però è un altro discorso che non appartiene a questa sede. Ora devo soltanto vedere di passare questa situazione qui, se no il mio avvocato, che non ho, riceverà una telefonata. Tu guardate il video, però non credo sia un latitante. No, ma non c'è un penso. cazzo. E forse ha cambiato i social. Non so se aveva poi la registrazione delle live e quant'altro, E ti segue e vedi se va in live. Se mi pone una scusa lo contatto pure in questi giorni e glielo chiedo. Diciamo che all'inizio, mentre cercavo di capire come utilizzare i programmi di streaming e quant'altro, seguivo quando andava lui in live anche per farci due chiacchiere. Ok, fino a qua tutto a posto. Ok, va benissimo così. Bozzolon. Allora, voi vi devo un attimo eliminare. È stato un po' avido nel curarmi letteralmente in faccia a lui. Allora, evitate.
visto le clip assieme. Non ricordavo ci fossero delle clip nostre, però spero che ti siano piaciute. Anzi, se mi ricordi cosa diciamo all'interno è che non lo ricordo. No, no. Sì, 4. 2 sono pochi, farne uscire un po' di più per piacere. Allora. No, e di qua non si va da nessuna parte, aspetta. Questo sconvolge tutto il mio piano, che quindi tutta questa qui sopra è una zona extra che non ci interessa. Noi dobbiamo continuare di qua. Allora, devo riuscire ad arrivare almeno di nuovo al teletrasporto. Lei è qua sopra ma non so ancora come salirci. Ok, piano piano, piano, piano. No, però se mi mettete nel mezzo tutti e tre, porca la miseria. Allora. Mi recupero un po' di seta se possibile. No, ok, quindi col tempo non va bene così. Prego, signor Quello, facci pure. Dica. San Vincenzo, da quanto è che non aggiorna la bio? Da quando ho creato il canale. Un bel po' di tempo. Ecco, hai capito il problema. No, però posso dirti, siamo nella fase pure col negozio dove stiamo aggiustando tutta la parte social, quindi già ho nel calendario delle cose da fare quello di dare una bella pulita e sistemata a tutta la pagina Twitch anche qui. Quindi si lavora poco. No, si sta lavorando tanto su altre cose, quindi non riesco a trovare il tempo di mettermi e farlo per bene. Però ti ho detto, stiamo aggiustando i social in questi giorni, quindi mi sono messo in testa che pure il profilo qui devo dargli una rinfrescata, ecco, mettiamola così. Sì, giusto qualcosina per renderlo. Aspetta un attimo, c'è un attimo un po' di gente qui che dà fastidio. Non dico professionale al massimo, però far capire un attimino pure l'impegno che uno ci mette dietro e rendendolo più appetibile agli occhi di chi passa. Poi chi vuole restare resta, chi non vuole restare, prego, lì è la porta. Pure voi, perché non me ne andate a fanculo direttamente? Ok, almeno non ho preso la melma. Allora. Oh, sconfitto. Picchetto. Insetto scaltro che caccia con dardi costituiti da pali e bile. Sempre agli mortacci sua, non ce lo dimentichiamo. Allora.
Allora, ci possiamo risolvere così. Allora, se noi andiamo... Top, vediamo pure se è uscita qualche quest nuova. Allora, il villaggio sembra tutto tranquillo. Tu hai solo un pezzo di maschera. Ok. E a noi con un altro riusciamo a prendere un altro punticino. Qui altre quest non ci sono. Ok, possiamo fare così. Che cazzo? Ma che cazzo è successo? Ma se n'è andato già Marco? Ma che cazzo sta succedendo all'improvviso? Sì, fermati. Ma mi hai preso completamente di contropiede. Ma t'avevo pure sconfitto a te prima. Ho capito che ho messo nel titolo cerchiamo una boss fight, ma... È un pezzo di caccolo. Ti posso rifare adesso? Ok. A posto. Lui è un grandissimo pezzo di merda che già abbiamo affrontato prima. Però mo non capisco perché sta attaccando il villaggio. Ma non mi aspettavo che venisse. Calmo, calmo, vieni. Bravissimo. Aglia. No. Facciamo combo così. 1, 2 e c'ho di nuovo la seta. Gianmarco, tu te ne sei andato, qua stanno succedendo casini. Ero nel primo villaggio, è apparso lui, ha buttato tutti per aria ed è partita la bossa. Stavo girando per i cazzi. Vabbè. Sì. Sì, aglia, aspetta. C'hai proprio, guarda. Oh, prendi bomba. Ti piace bomba? Le bombe gli sono piaciute. Sono piaciute, sì. Che cazzi di tua sorella. Fatto una maglia con il simbolo della forgia per il torneo. Vittoria. Ma ha rotto tutto il villaggio questo. Ha ucciso tutti. Francesco, sei fortissimo. Hanno aggiustato il villaggio, tutto a posto. Tempo di uscire e rientrare, tutto a posto. Io farò lo spuntino del palestrato. Vabbè, però non c'è più la bacheca. E io 300 te li voglio pure dare, ma non ce li ho. Al momento no. Ok, lui mo sta ricostruendo tutto. Nesvir? Hello, Mac. Lui mo sta ricostruendo tutto, ok. Cioè, manco più la panchina. Minchia, siamo venuti qua per la panchina, abbiamo fatto distruggere tutto. Andiamocene da qua subito. Allora, andiamo a Cuor Campana. Quindi mo penso dobbiamo aspettare un attimino il tempo che ricostruiscono il tutto. Allora. A posto. Mo a sto punto possiamo tornare nella zona quella là nuova. Brum.
Solo ci servono soldini e ci serve assolutamente la signorina delle mappe, che se no è un casino. Allora, siamo fullati, abbiamo anche un punto intermedio abbastanza vicino, quindi lo dobbiamo esplorare qua. E c'era la zona questa qui di prima, la bruma. Questa zona non è mai uguale. Allora, primo blocco superato. Devo capire come affrontare sti spettri. Ok, basta che non ti avvicini. Allora, io provo ad andare avanti. Ah, c'era una trappola, c'era. Ok, grazie mille, gentilissimo. Vieni giù. E che palle. Ma sta zona, guarda, madonna mia. Va bene, che giustamente siamo nelle fasi avanzate, quindi ci sta. Ci sta assolutamente. Dici quello. Vediamo la cazzata. Meno mo' è un pochino più facile. Anche se sarebbe meglio almeno farmare le monete qui e sbloccare la panchina. Quante ne vuoi? 90, capo di cazzo. Non possiamo. Preferite Pandoro o Panettone? Ah no, Pandoro. Scusami. Pandoro. Pandone o Panettoro? Questa è la domanda esatta. Pandone. Anche io forse il Pandone. Ah no, battuta a parte. Ero team Pandoro di base, ma panettone con gocce di cioccolato, magari granella di zucchero sopra. L'impasto del panettone vince 10-0 sul Pandoro per quanto mi riguarda. Sono quella tipo le Tre Marie che sono fenomenali. Niente. Questo è. Francesco dice pane e torrondoro. Pure il torrone. Questo poi è la fusione, sì, sì. Fa tipo panino e mette tutto in mezzo. Buono. Ottimizza. Anche il torrone. Non ti piace il torrone? Sì. Molto buono il pane del torrone. Pandoro Melegatti e si vola. Mamma mia, quello pensi. Pandoro Melegatti non so, non saprei ben definirlo probabilmente. Ma io almeno una volta durante le feste devo vedere la scatola del Bauli. Se non vedo quella bella scatola rosa, bella familiare, amichevole, che tu apri, non mi trovo. Ti ricordi quella che ti porta al moncello era? Chi se lo dimentica, Gianmarco? Certe cose non le puoi dimenticare. Appunto le Tre Marie, quello aspetta un attimo, una cosa è Melegatti, una cosa sono le Tre Marie. Le Tre Marie, per piacere, non paragoniamoli a quella roba cortesemente. Ho assaggiato ieri dei biscotti delle Tre Marie con le arachidi salate dentro, senza senso. Le arachidi salate. Quello dell'Eurospin, ragazzi, sono contento che sia buono cazzo, ma buono cazzo nel senso il pisello O i biscotti di cui narrava Gianmarco, che devo assolutamente trovare e provare. In quella farmacia rischi di diventare un peso. Ah, il biscotto.
Però non ti arrabbiare, Francesco, non c'è bisogno mo, di arrabbiarsi subito. Il biscotto, Dio, è un po' troppo. Quello che le Tre Marie la roba delle Rospine. Poi, ma di preciso tu, in che pianeta vivi? Ho Ma curiosità. forse dalle sue parti si vende così. Ma non sa mai Che cosa ne sai? nel mondo esterno come Cosa ne funziona. sai? Cosa ne Solo sai? quello vive in una bolla tipo i criceti. Magari un'intelligenza artificiale ci sta fregando Magari tutto. mia. No, comunque no, quello, battuta a parte, Re Maria è una marca famosissima di pasticceria in generale. Se non hai mai assaggiato qualcosa, fallo. Fallo proprio. Fallo e fidati. Costa. Costano un po' di... No, Poi sono gusti personali, magari lo assaggi e ti fa cagare, però provalo. Prova. Non è che sono smart quello, io ne so che il mondo, c'è qualcosa nel mondo esterno. I biscotti fanno cagare. Vabbè, se non ti piacciono i biscotti in generale, quello io che te posso dire? Mi dispiace. Capita, succede. La vita, non è che possono piacere a tutti. Assaggia un pandoro, se vuoi, un panettone, un altro prodotto, ne fanno tanti. C'è un bel assortimento. Quello tu fai schifo alla merda. Perfetto, Francesco è partito. Come la mettiamo? Ecco, aggiungi. Quelli col cioccolato, non lo so, cioè, che ne so, le gocciole, quindi non ti piacciono quelle pan di stelle, queste cose qua, non ti piacciono? O stai parlando di biscotti delle Tre Marie che li hai assaggiati? Non sto capendo, perché non hai messo il soggetto della questione. Che così sembra che tutti i tipi di biscotti non ti piacciono. Aspetta, io adesso mi guarda, siamo giusti. Vabbè. Mo' è partito il momento con Francesco. Vabbè. Io intanto sto andando avanti, ma se ti devo dire dove sto andando non lo so, Gianmarco. Come andare a fare in culo l'entità qua. Ok. Io sto girando a vuoto perché le stanze si assomigliano, ma non so... delle manine dopo 3 minuti per... vabbè, ma ci sta. Ah, ok. Non so che gusto hai assaggiato, però quelli io questi qua che ho assaggiato erano molto buoni. Me ne sarei mangiato tutto il pacco, non fosse stato per tutti. Purtroppo. Io continuo ad andare avanti, troverò una destinazione prima o poi. Cazzo vuoi sta sto? Io provo ad andare non di là. No, aspetta, qua già sembra qualcosa di diverso. Suca. Ok. No. No, mi sono distratto un attimo. O devo seguire una strada precisa e non la sto capendo, o dobbiamo andare avanti fino a quando non succede qualcosa? Non lo so. Suca. Senti che bel suono. No, bisogna seguire uno schema preciso. Ma in base a che cosa? Allora, ci vuole un oggetto esterno da prendere da qualche altra parte e poi da lì si va avanti. O devo esaminare bene le zone e viene fatto capire come poter andare avanti. Vieni, vieni. Ok, grazie. Se cado giù si riparte dall'inizio.
Poi ogni cosa prova ad ucciderti e non è che rende il tutto molto divertente. No, c'è un modo per passare sta zona, ma bisogna capire come. Il problema è che per questo non so poi dove andare. Allora, noi siamo qua. Altre zone dove potrei provare ad andare e mi rimane solo la parte qui. Possiamo andare qui per prendere qualcosa, però di base altri luoghi il continuo è di qua, ma per passare di qua come cazzo si fa? Ma così c'è un indizio all'inizio, qualcosa? No. Allora, questa è un'uscita e non c'è niente. Qui si va giù. Qui c'è una porta ma non serve a niente. Qui c'è un'altra uscita. L'unica cosa è che ci sono questi affarini qui. Poi ci sono pure i figli di puttana lì. Però questo è sempre un altro discorso. No, siamo anche in orario per spegnere. Poi cercheremo di capire un attimo come fare. Perché mo non ho indizi su dove andare. Una zona nuova ce l'avevo ed era questa qua. Però c'è qualche quadra che non cosa. Allora, a questo punto andiamo a col campana che si sta tranquilli. Non è che qualcuno qui c'ha un bell'oggettino, qualcosa, no, Lei sì? That's fine. Vabbè, noi la ringraziamo. Ragazzuoli belli, buonanotte a tutti, noi ci vediamo domani. Buonanotte, Sì, ragazzi. domani. Tu venerdì hai detto che non ci sei. Ok. Ragazzi, a domani. Buonanotte, belli.